Explorers, adventurers, scientists. The ones who always broadened our horizons. We were at their side when they reached the deepest point in the oceans, the highest summits of the Earth, and both poles. We may think we've seen it all, that the world has its limits after all. But why do explorers, adventurers, scientists continue to venture out there again and again? Certainly not just for the record. So what do they seek, really? To understand more intimately how complex and delicate our planet is, to document its change and how we can affect it for the better. As long as they need it, we will be at their side. Because today, the real discovery is not so much about finding new lands, it's about looking with new eyes at the marvels of our planet, rekindling our sense of wonder and acting here and now to preserve this pale blue dot and make it perpetual. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. So che siete in tante scuole, tante classi che si sono collegate a questo evento del Festival delle Scienze di Roma. Io sono Jacopo Pesotti, sono un giornalista, fotografo, comunicatore di ambiente e di scienza e sono contento di essere qua con voi questa mattina. Con me, non lo vedrete ancora, ma c'è. Dietro le quinte c'è Filippo Giorgi, che è un climatologo, un fisico dell'atmosfera in particolare, poi ci spiegherà magari qualcosa a riguardo. E ha avuto un ruolo molto importante, soprattutto negli anni, all'inizio del 2000, tra il 2002 e il 2008, all'interno dell'IPCC, che è questo panel di scienziati, di migliaia di scienziati di tutto il mondo, scienziati e scienziate che si radunano costantemente, si incontrano per fornirci tutta la conoscenza che sappiamo, ciò che sappiamo dello stato del clima del pianeta. E questo è fondamentale per decidere i passi da fare in futuro. Con noi doveva esserci, e qua già capite che abbiamo un problemino, doveva esserci Hindo Omarou Ibrahim, che è geografa, attivista per il clima del Chad e che è vincitrice del Rolex Award, del premio Rolex del 2021. Quindi è un premio molto fresco. Coordinatrice delle donne Peul Mboro in Chad ed è stata presente a diverse COP, che sono queste conferenze per il clima, di cui l'ultima è stata a Glasgow proprio settimane fa, di cui sicuramente avete sentito. Come avrete anche sentito all'inizio, abbiamo un problema tecnico, un problema abbastanza grave, ovvero purtroppo Hindu Moron non riesce a collegarsi dal Chad. Fino a poco tempo fa era in Europa, per cui il collegamento funzionava abbastanza bene. Adesso è tornata in Chad, ma evidentemente nel luogo in cui si trova deve avere dei grossi problemi nella connessione, per cui non sta riuscendo a connettersi e per cui mi dispiace molto dirlo, non ci sarà. A me spiace moltissimo perché era sicuramente la presenza più interessante e particolare, visto anche il titolo del tema che vogliamo trattare qui. Sentiremo però Filippo Giorgi, che ci dirà sicuramente delle cose interessantissime sul clima, sul futuro, su perché dobbiamo fare attenzione, che cosa sta succedendo, un'accelerazione del cambiamento climatico. Sicuramente abbiamo tante cose da dirvi lo stesso. Mi dispiace purtroppo che Hindu non potrà essere con noi, però la stiamo cercando e se con un po' di fortuna riusciamo a connetterci almeno telefonicamente con lei, potremmo almeno ottenere un saluto. Per cui vediamo se dalla regia a un certo punto ci diranno che siamo riusciti a connetterci, almeno per un saluto, un commento, qualche cosa. Allora ve lo faremo sapere.
Presentato me, presentato Filippo Giorgi e Hindu, direi che quello che possiamo fare, il minimo che possiamo fare, è mostrarvi un video in cui lei si presenta e presenta rapidamente il suo lavoro e anche perché ha vinto questo premio della Rolex. Chiederei quindi alla regia, per favore, di mandare questo video. My name is Hindu Umaru Ibrahim. I am from Chad. My project is mapping the land and natural resources for the community around Sahel region. Sahel region is the most vulnerable ecosystem to climate change. I combine the science, technology, and the traditional knowledge of the indigenous peoples from different generations and map the knowledge to better manage the natural resources and mitigate conflict. My action is making difference. It's giving indigenous peoples the opportunity to build a solution from what they have. I get my energy from my people. I will stop when the world comes to understand how everyone can live in harmony with nature. Molto toccante, sicuramente Hindu Umaru Ibrahim avrebbe avuto tante cose da dirci, io avrei tante domande, avevo tante domande da porle. Appunto speriamo che magari nel corso di questo breve incontro riusciremo a connetterci appunto per avere almeno qualche informazione, qualche contributo da parte sua. Però a questo punto passerei direttamente a Filippo Giorgi, climatologo e fisico dell'atmosfera, affinché ci possa dare un inquadramento della situazione da un punto di vista scientifico del clima del nostro pianeta. Allora, come prima domanda per Filippo Giorgi mi ero preparato questa. Ti chiederei di spiegarci perché il problema del clima, che secondo me ormai un po' conosciamo tutti quanti, almeno il fatto che il clima sta cambiando e che la causa è prevalentemente di natura umana. Ma perché il clima è diventato sempre più urgente e perché questi processi, mi spiegavi, stanno accelerando? E come stanno accelerando? Filippo? Allora, ciao, intanto saluto tutti quanti, saluto le ragazze e i ragazzi che ci stanno ascoltando. Allora, per rispondere a questa domanda magari chiederei alla regia se può mettere sulla prima slide perché spiega bene quello che sta accadendo. Ecco, vedete la slide, io la vedo alla mia destra. Qui ci sono 4 diagrammi. Quello in alto a sinistra ci mostra l'andamento dell'anidride carbonica in atmosfera. Come sapete, l'anidride carbonica produce questo effetto che si chiama effetto serra, sostanzialmente trattiene una parte della radiazione infrarossa che altrimenti emessa dalla superficie della Terra che altrimenti fuggirebbe nello spazio e in questo modo tende a riscaldare il pianeta. Quella che vedete in alto a sinistra è la famosissima curva di Keeling, quindi quantità di anidride carbonica in un laboratorio di misure nell'isola delle Hawaii e vedete che questa sta aumentando in maniera molto marcata. Negli ultimi 100 anni è aumentata di circa il 45%, cosa che non è mai accaduta al nostro pianeta almeno nell'ultimo 1.000.000 di anni, questo lo sappiamo per certo. Questo aumento così veloce è dovuto sostanzialmente all'uso di combustibili fossili. La CO2 in anidride carbonica viene prodotta dalla combustione. Ogni volta che bruciamo qualcosa, usiamo i nostri motorini, macchine e così via, produciamo anidride carbonica. Di lato vedete l'aumento dell'anidride carbonica causa un aumento dell'effetto serra e quindi un riscaldamento del pianeta. E di lato, in alto a destra, vedete l'andamento delle temperature globali. Chiaramente
diciamo, c'è stato un riscaldamento di più di 1 grado negli ultimi 120 anni, che potrebbe sembrare poco, ma a livello globale in realtà anche quello è qualcosa che il nostro pianeta non ha mai visto durante i periodi caldi dell'ultimo milione di anni. Come sapete, noi siamo verso la fine di un periodo interglaciale. Se avete visto il film L'era glaciale, quello è stato l'ultima glaciazione circa 20.000 anni fa. L'ultimo periodo caldo è cominciato circa 10.000 anni fa. In basso a destra vedete l'aumento del livello del mare, circa 20 centimetri negli ultimi 120 anni. Perché aumenta il livello del mare? Perché si sciolgono i ghiacci continentali, confluiscono nel mare e quindi producono questo aumento. E anche l'espansione termica dell'acqua che si sta riscaldando. In basso a sinistra vedete un altro elemento molto preoccupante, che è l'aumento di eventi cosiddetti catastrofici di carattere meteoclimatico, quindi eventi di siccità, ondate di calore, alluvioni e così via. Vedete che si passa da circa 200 all'anno negli anni 80 a 800, adesso non ci sono tra l'altro gli ultimi 2 anni che sono stati molto anomali, quindi un aumento di 4 volte in 40 anni significa un raddoppio ogni 20 anni. La cosa che tutte queste curve hanno in comune è che vedete hanno un andamento esponenziale, c'è una accelerazione nelle ultime decadi, innescata soprattutto dall'accelerazione delle quantità di anidride carbonica in atmosfera, e quindi purtroppo la crisi climatica è un fatto molto molto presente e le cose non stanno andando meglio, anzi direi che stanno andando peggio, e quindi questo veramente chiama un'azione immediata verso la riduzione appunto di queste emissioni di gas serra. A te, Jacopo. Sì. Sì, c'era un altro aspetto che secondo me è abbastanza, diciamo, attuale, legato alla situazione attuale, che mi piacerebbe affrontare con te, che durante la COP, questa conferenza che c'è stata, che si è appena conclusa a Glasgow, questa grande conferenza sul clima, si è sentito parlare con insistenza di emissioni che crescono ed emissioni che andrebbero abbattute, ridotte fino ad azzerarle. Ecco, devo dire che per me è un concetto abbastanza, come posso dire, un po' criptico, un po' difficile da comprendere. Come faccio ad azzerare le emissioni? Continueremo a riscaldare, continueremo a utilizzare le navi, prendere il treno, produrre beni, materiali, e quindi continueremo ad emettere. In che senso si parla di azzerare le emissioni? Ed è possibile farlo? Allora, partiamo dall'inizio. La maggior parte di queste emissioni è dovuta appunto all'uso di combustibili fossili, quindi petrolio, gas naturale e carbone. Queste contribuiscono circa il 65% dell'aumento dell'effetto serra. Un altro gas serra importante è il metano, che viene emesso soprattutto da alcune pratiche agricole. È un prodotto della digestione degli erbivori e quindi viene emesso soprattutto da allevamenti intensivi. Il metano pensa che è più che raddoppiato dall'inizio dello scorso secolo, e anche questo è qualcosa che il nostro pianeta non ha mai visto. E un altro contributo è quello della deforestazione. Le piante crescono tramite la fotosintesi e in questo processo assorbono il CO2, assorbono anidride carbonica. Quindi chiaramente quando si deforesta si riduce il numero di piante e quindi è come se ci fosse una sorgente equivalente di anidride carbonica. Quindi noi dobbiamo agire per ridurre le emissioni e cercare quindi di stabilizzare, diciamo, il riscaldamento. Dobbiamo agire su questi 3 frangenti, diciamo così. Il primo è quello, come dicevo, dei combustibili fossili, che è sostanzialmente un problema energetico. Per ridurre le emissioni di anidride carbonica derivanti da petrolio, carbone e gas naturale bisogna fare 2 cose.
Uno è migliorare l'efficienza energetica. Oggi noi sprechiamo circa il 65% dell'energia prodotta. Quindi già con delle politiche di efficienza energetica, che possono essere su auto, abitazioni e così via, si farebbe un grandissimo passo avanti nella riduzione delle emissioni. In particolare i motori a combustione interna, per capirci, i motori che sono nella maggior parte delle nostre auto, hanno un rendimento estremamente basso. Quindi già se elettrificassimo i nostri sistemi di trasporto, di riscaldamento, i nostri sistemi industriali, si avrebbe un grande passo avanti in termini di efficienza energetica. Il secondo è la cosiddetta decarbonizzazione del sistema energetico, cioè passare, fare un phase out. Purtroppo a Glasgow non si è parlato di phase out, ma di phase down, una diminuzione. In realtà io penso che ormai l'era del petrolio sia finita e che fra un paio di decadi probabilmente se ne userà veramente pochissimo. Comunque passare a forme di energie alternative rinnovabili come eolico, fotovoltaico, idroelettrico e così via. Oggi queste forniscono veramente una percentuale bassa del fabbisogno elettrico mondiale, circa dal 10 al 15%, è veramente bassa, però sta incrementando, l'uso di queste energie alternative sta incrementando molto. E quindi speriamo che questo trend continui, soprattutto in Europa sta incrementando. E poi si è parlato di emissioni dovute ad allevamenti intensivi, qui sembrerà strano, ma rientra un po' la nostra dieta, no? Se noi passassimo a una dieta più mediterranea, quindi con minore uso di carne, e soprattutto limitassimo gli sprechi alimentari, oggi noi sprechiamo circa il 30% del cibo prodotto, c'è tutto un movimento che si sta attivando sulla questione degli sprechi alimentari, anche lì si ridurrebbero di molto le emissioni. E poi bisogna fermare la deforestazione ed avviare un processo di riforestazione. Questo anche assorbirebbe delle quantità di CO2. Tutto questo, poi ci sono altri, per esempio l'economia circolare, quindi il riuso delle risorse, l'economia chilometro zero, cercare di usare risorse locali, così che non si debbano trasportare dei beni per 10.000 chilometri da un luogo all'altro della Terra, perché poi questo ovviamente è una grande fonte di emissioni di gas serra. Tutto quello che rientra in quella che viene comunemente chiamata green economy. Se si fa questa transizione ecologica, oggi si usa molto questo termine, ci sono molti studi che hanno provato che è possibile arrivare alle famose emissioni zero, nette zero entro il 2050, perché una parte di questi gas serra viene riassorbita dalla superficie, appunto dalla fotosintesi o entra in soluzione con gli oceani. Quindi è possibile farlo. Qui mi soffermo su un tema particolare. La cosa importante non è tanto, ma non è sufficiente arrivare a emissioni zero nel 2050. Questo ci consentirebbe di limitare il riscaldamento globale al di sotto di circa 1,5 gradi rispetto ai valori preindustriali, quindi solo mezzo grado rispetto a quelli attuali, perché 1 grado ce lo siamo giocati, che è l'obiettivo dell'accordo di Parigi. Il problema è che i gas serra che noi emettiamo rimangono in atmosfera per molti anni, la CO2 rimane per 50-100 anni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si accumulano. E quindi tutto quello che è successo in passato o che succede adesso, il sistema climatico lo sentirà per i prossimi 50-100 anni. Questo significa che noi non possiamo aspettare il 2050 per azzerare le emissioni, ma dobbiamo agire da subito, altrimenti tutto quello che mettiamo adesso verrà accumulato. E da qui che nasce il messaggio dell'urgenza di attivare questa transizione ecologica. Adesso questo sta avvenendo non velocemente come vorremmo, ma sta avvenendo nei paesi, diciamo, economicamente avanzati come l'Europa, anche gli Stati Uniti, l'Australia e così via. Questa transizione ecologica sta avvenendo.
E il problema è che adesso molti dei grandi emettori sono i cosiddetti paesi emergenti. Cina, India, sud-est asiatico e prima o poi anche l'Africa. Mi spiace molto che Indu non possa essere qui a raccontarci che cosa sta succedendo in Africa, ma l'Africa ovviamente si sta sviluppando anche economicamente e questo sviluppo arriverà sempre più velocemente. La cosa critica, la cosa importante di cui si è anche discusso molto a Glasgow è che lo sviluppo dei paesi cosiddetti in via di sviluppo o dei paesi emergenti avvenga non facendo gli errori che abbiamo fatto noi, ma avvenga implementando queste politiche di green economy che ho menzionato. Chiaramente bisogna aiutare questi paesi a farlo. A Glasgow, come ben sai, c'è stata questa grandissima discussione su quanto ci vorrebbe per implementare questa green economy nei paesi in via di sviluppo. Si è parlato di 100 miliardi l'anno, che però ce ne sono solo 80, eccetera. E in realtà serve veramente un forte impegno economico da parte dei paesi industrializzati che purtroppo al momento non c'è ancora. Comunque si può fare, volendolo fare, come stiamo fermando la pandemia, sicuramente possiamo fermare un problema ben più grave della pandemia, che è quello dei cambiamenti climatici. Certo, hai detto tante cose molto interessanti e avrei appunto molte domande o commenti da rivolgerti. Io vorrei che sicuramente chi ci sta ascoltando, appunto, che sono in prevalenza studenti e studentesse, che un paio di dati o cose che hai detto che non vengano dimenticate. Un aspetto che secondo me hai detto che è molto interessante è lo spreco del 65% di energia che al momento con i sistemi attuali che perdiamo. Cioè, quando vostro papà, vostra mamma sta guidando la macchina, si parla delle macchine elettriche e escono magari dei commenti su io preferisco comunque il motore diesel, eccetera, una cosa da dire è sì, sappi che però più della metà dell'energia che in questo momento la nostra macchina sta producendo è semplicemente sprecata. Per cui quando tu fai un litro di benzina, è come dire che più della metà di quel litro di benzina sostanzialmente non lo utilizzi, viene sprecato, va in calore. Quel calore che sentiamo sul cofano della macchina è una sorta di dispendio di energia che viene disperso e non viene utilizzato per andare avanti. Quindi più della metà, con questi sistemi, con quelli con cui siamo cresciuti, più della metà va disperso nell'ambiente. Questo secondo me è una cosa che aggiungo una cosa che non venisse dimenticata da chi ci sta ascoltando. Ce n'era poi un'altra che mi interessava sottolineare. Hai detto che pensi che l'era del petrolio sia finita. Anche qui una classica obiezione che sentiamo dire è no, ma è impossibile, ci vuoi far tornare all'era della pietra. Il petrolio sarà ancora sicuramente presente in tanti ambiti sia di trasporto, ma sicuramente per esempio alla plastica non potremo rinunciare e non ci rinunceremo. Ma ricordiamoci che la quantità di petrolio utilizzato per la plastica in realtà è una percentuale molto bassa, che se non sbaglio qua, magari Filippo mi puoi aiutare tu, ma se non sbaglio è tipo il 10%, forse il 15%. Già se riducessimo il consumo, l'estrazione del petrolio del 90%, sarebbe una rivoluzione da un punto di vista produttivo ed energetico, per cui le plastiche comunque rimarranno, sono utilissime. Il computer con cui sto lavorando è prevalentemente fatto di plastica. Ti volevo chiedere, già che comunque il tema fondamentale di questo incontro, che appunto, come dico, purtroppo Hindu ha dovuto mancare, magari ci sai dire qualche cosa sulle vulnerabilità dei paesi. Lei, per esempio, sottolineava il fatto che il Sahel subsahariano è una delle fasce più vulnerabili, dove il cambiamento climatico si sente di più rispetto ad altre regioni. Ci sai dire qualche cosa su quali sono le regioni che saranno e che sono più impattate dal cambiamento climatico
e quindi dove l'attenzione deve essere particolarmente alta. E come mai? Come mai queste differenze? Perché per esempio sentiamo sempre parlare di 1,5 gradi, 2 gradi a livello globale, ma quello che io vorrei che capissimo tutti quanti è che ci sono enormi differenze tra una parte e l'altra, tra una zona, una regione e l'altra del pianeta. Ci vuoi dire qualche cosa a riguardo, Filippo? Certo, e prima di questo volevo fare un piccolo commento sulla questione energetica. Lo spreco avviene anche nella produzione di energia, tanto metano viene sprecato e rilasciato in atmosfera. Non so, le navi che devono trasportare il petrolio per decine di migliaia di chilometri per andare in raffinerie e così via. Ma diciamo, la transizione ecologica non significa, come dicevi tu, quello che molti dicono, tornare all'età della pietra. Allora, io l'esempio che faccio in genere è quello della California. La California, diciamo, dagli anni 70, quando ci fu quella famosa crisi energetica, non so se ricordi, ai tempi del mitico presidente Jimmy Carter, no? Ho visto una presentazione, la California implementando delle misure abbastanza semplici di efficienza energetica, non so, elettrodomestici più efficienti e così via, è riuscita praticamente a dimezzare l'uso di energia elettrica pro capite. Oggi in California si usa pro capite meno energia elettrica della media europea. Sembra strano, negli Stati Uniti si usa il doppio, in California se ne usa di meno. Eppure chiunque sia stato in California sa benissimo che non sono tornati all'età della pietra, anzi in California direi che si vive abbastanza bene. Quindi vorrei sfatare questo mito che passare appunto ad energie rinnovabili o a un sistema più razionale dell'uso di energia sia un tornare indietro. In realtà è un andare avanti. Il petrolio ha fatto quello che doveva fare, adesso dobbiamo fare un salto avanti. Filippo, però questo è vero, però un conto è un paese industrializzato economicamente e appunto industrialmente molto avanzato come gli Stati Uniti e come la California in particolare. Un conto sono i paesi che stanno uscendo da difficoltà, stanno emergendo in questo momento. Lì altro che l'elettricità deve ancora arrivare in casa. Questo appunto era sicuramente un tema che su cui Indu avrebbe potuto dirci tantissimo. Come possiamo fare a bilanciare il fatto che da un lato ci sono dei paesi che devono ridurre e la California ci sta riuscendo molto bene, anche l'Europa, i paesi del nord Europa, ma viceversa ci sono dei paesi in cui l'energia ancora non è arrivata a disposizione di tutti e noi non gli si può dire no, fermi tutti, dobbiamo ridurre i consumi, per cui non sviluppatevi. Sì, no, ma lì, ripeto, quello è il dibattito fondamentale. Il punto è di come fare sì che lo sviluppo di questi paesi avvenga come hanno tutto il diritto che questo avvenga, è normale che succeda, però con un'alternativa della strategia, soprattutto energetica. Quindi bisogna fornire o quantomeno aiutare questi paesi a sviluppare queste tecnologie diciamo alternative, soprattutto di energie rinnovabili. Ti faccio un esempio proprio per l'Africa. Io ho un'amica che ha vissuto per molti anni in un paesino della Tanzania, un paesino sperduto in cui non c'era energia elettrica e una volta quando questa mia amica era qui gli abbiamo suggerito di comprare un generatore di energia solare e di portarlo giù. Abbiamo fatto una colletta, l'abbiamo comprato, lei l'ha portato lì e ha cambiato la vita di questo paese. Con un generatore di energia elettrica, insomma, potevano ricaricare i loro cellulari, sai che in Africa il problema dei cellulari, senza ormai i cellulari per loro è come la vita. Quindi sviluppare queste tecnologie alternative in realtà può essere un metodo per questi paesi per accelerare il loro sviluppo. Chiaramente va fatto, diciamo, su grande scala.
chiudo questa parentesi anche col dire che in molti di questi paesi si stanno attuando politiche di green economy, per esempio in Cina. La Cina oggi è il maggior produttore di energia eolica. Io ero a Pechino prima del Covid, insomma nel 2018, Pechino tutti gli autobus sono elettrici, scooter elettrici, macchine ibride. Anche in India, l'India è un paese controverso da questo punto di vista, però hanno lanciato una iniziativa per fornire pannelli solari, loro dicono a tutte, magari è difficile, ma almeno alla maggior parte delle abitazioni indiane. Si può fare con un trasferimento tecnologico che noi dobbiamo incentivare. Ovviamente servono delle risorse economiche su cui si sta discutendo molto. Adesso vengo alla seconda domanda che mi hai fatto sui cambiamenti climatici. Allora, questo è uno dei grandi problemi per quanto riguarda il cambiamento climatico, cioè che quando, come dicevi tu, si parla di 1 grado, 2 gradi, 3 gradi di riscaldamento globale, il problema è che esistono nel globo alcune zone che sono molto più sensibili al riscaldamento globale di altre. Questo perché? Perché il riscaldamento globale modifica anche tanti aspetti della circolazione dei venti e questa circolazione non è uguale dappertutto, per cui in alcune zone può avere un effetto e in altre ne può avere un altro. In particolare le zone di climi in transizione, diciamo le zone che sono zone di transizione fra caratteri climatici sono più vulnerabili perché anche piccoli cambiamenti possono avere grandi effetti. Una di queste è proprio il Sahel. Il Sahel si va dalla foresta tropicale, quindi un clima molto umido, al deserto del Sahara, quindi un clima molto secco. Il Sahel è in mezzo. Quindi lì anche delle piccole modifiche, per esempio del ciclo dei monsoni, piuttosto dei venti che portano per esempio le tempeste di sabbia, possono avere un effetto molto marcato. Un'altra zona di transizione è proprio il Mediterraneo. Il Mediterraneo, poi io mi occupo proprio di questo, diciamo, è una di quelle che noi chiamiamo hotspots in inglese, cioè zona calda del riscaldamento globale. Perché? Perché anche il Mediterraneo è una zona di transizione climatica, da un clima temperato e umido del centro e nord Europa al deserto dell'Africa settentrionale. Nel nostro caso, quello che fa il cambiamento climatico, per processi che sono un po' complicati da spiegare, quindi non lo faccio, tende a spostare verso i poli la traiettoria delle perturbazioni che portano la pioggia. Quindi pioggia che normalmente verrebbe qui da noi si sposta verso nord. Quindi quello che ci dicono i modelli è che mentre Centro Europa, Nord Europa, che già sono molto piovose, avranno più pioggia, noi che già siamo relativamente secchi ne avremo di meno. Per dare un'idea, allora lo scenario peggiore prevede quello in cui si continua più o meno come sta andando adesso, prevede un riscaldamento globale di 5 gradi più o meno rispetto ai valori preindustriali. 5 gradi significa uno sconvolgimento completo del sistema climatico. 5 gradi in 100 anni dal punto di vista climatico è qualcosa di iperbolico, qualcosa che veramente il nostro pianeta non ha mai visto. Questo sull'Italia, per avere un'idea di quello che produrrebbe sull'Italia, tu prendi l'Italia, la sposti 1000 chilometri più a sud e hai un'idea di quello che sarà il clima che ci aspetta nello scenario in cui non si diminuiscono le emissioni, cioè un clima molto più secco e molto più arido. Poi anche ci sono altre zone calde, per esempio il bacino dell'Amazzonia è un'altra zona dove i nostri modelli ci dicono che la precipitazione dovrebbe diminuire molto. Il problema di queste zone, un'altra è l'Artico. L'Artico si sta riscaldando più del doppio della media globale. Anche l'Italia si sta riscaldando più del doppio della media globale. Per la riduzione dei ghiacci che poi innesca dei processi di retroazione che amplificano il riscaldamento. Il problema della presenza di queste appunto hotspots, di queste zone calde, è che spesso si trovano
dei paesi molto poveri e quindi economicamente e strutturalmente più vulnerabili sono proprio in queste hotspots, per esempio alcune zone dell'Africa piuttosto che del Sud America. E quindi questo ha il potenziale di produrre delle grandi migrazioni di massa che in passato ci sono state. In passato ci sono state migrazioni in risposta a cambiamenti climatici marcati. Pensiamo alla carestia nell'Africa orientale, forse ricordi, negli anni 70 ed 80 ci fu un periodo di siccità molto prolungato che causò un vero disastro, ma causò migrazioni di carattere biblico. Adesso quelle che vediamo oggi non sono niente rispetto a quello che potrebbe accadere. Ma pensiamo a noi, se l'Italia diventa una zona desertificata, fra 50, 60, 70 anni, come ci dicono i nostri modelli, pensiamo a chi potrebbero essere i prossimi migranti. Quindi questo problema della eterogeneità dei cambiamenti climatici, quindi della presenza di queste zone di alta vulnerabilità, è uno dei problemi fondamentali quando si parla di riscaldamento globale, proprio perché ha il potenziale di innescare eventi socio-economici che sarebbe veramente difficile riuscire a gestirli. Certo. Io direi che più o meno ci stiamo avviando verso la conclusione di questo incontro. Direi che gli aspetti scientifici li hai narrati, li hai spiegati, li hai chiariti in maniera molto facile da comprendere, per cui spero che molte delle persone delle scuole che ci stanno seguendo possano veramente aver migliorato ancora la comprensione, insomma, dell'aspetto del clima. Appunto rimane il fatto appunto che è interessante questa cosa che hai detto, che proprio su certi paesi che in questo momento, dopo secoli di difficoltà nello riuscire a emergere, che stanno magari emergendo economicamente o che potrebbero emergere, proprio in questi paesi che stanno adesso facendo il passo per migliorare la propria qualità della vita, dell'economia, della società, ecco, su questi si va a sovraimporre un clima che tra l'altro diventa proprio in questi paesi ancora più difficile da gestire e che diventerà più difficile perché, come dicevi all'inizio di questo incontro, insomma, tutto ciò che stiamo vedendo adesso in realtà sta accelerando, per cui ci possiamo tranquillamente attendere che magari anche, io pensavo, qualche anno fa avevo detto tra 10-20 anni, ma probabilmente adesso dovrei dire tra 5-10 anni, vedremo già una situazione molto più difficile da gestire in paesi che hanno già dei problemi economici e sociali, nonché di diritti umani. E questo in realtà appunto probabilmente il tema che avrebbe discusso Hindu o Maru in profondità, il fatto che il clima a questo punto si interseca, ma anche questo magari 10 anni fa non l'avremmo detto, ma si interseca con delle problematiche, con dei problemi di diritti umani. Per esempio, abbiamo il diritto di spostarci da un posto all'altro se la mia regione non è più vivibile? Come farlo? Questo è un problema che diventerà e verrà discusso sempre più, tenendo poi conto che molti dei confini politici non corrispondono ai confini culturali e sociali di tante comunità, le quali si riconoscono per esempio nella fascia che si vedeva molto bene nel video, che unisce diversi paesi subsahariani, nei quali storicamente le comunità erano abituate a muoversi da una parte all'altra, mentre adesso ci sono dei confini politici e delle nazioni con delle politiche estremamente diverse l'uno dall'altro e che quindi portano a una grande limitazione di queste migrazioni umane. E quindi la problematica dei diritti umani è molto molto accesa. Come possiamo noi paesi più avanzati aiutare questo processo di emergenza di questi paesi
che è un processo fondamentale senza del quale neanche le problematiche ambientali verranno risolte. Dividere l'ambiente dalla società umana e dire risolviamo tecnicamente i problemi ambientali ma non ci occupiamo dei problemi sociali, non funziona, perché ormai il paese, il mondo è colonizzato da un polo all'altro, da una longitudine all'altra, da un clima all'altro, e clima, ambiente e diritti umani si intersecano. Se sei d'accordo, non so, Filippo, ti lascerei concludere, poi saluterei le scuole. Guarda, clima, o meglio cambiamenti climatici e diritti umani si intersecano in tantissimi modi, perché il cambiamento climatico influenza tanti di quelli che sono dei diritti dell'uomo, il diritto ad avere una casa, ad avere cibo sufficiente, ad avere acqua sufficiente. Questi sono diritti fondamentali, no? Di tutti, che possono essere messi in pericolo dai cambiamenti climatici. Se una zona si desertifica, chiaramente questi diritti vengono lesi per le persone che sono lì. Ma ci sono degli aspetti molto particolari che riguardano il clima. Uno già lo hai menzionato tu, il fatto che alcune zone dove appunto il cambiamento climatico si sente di più non sono le aree che contribuiscono al cambiamento climatico, cioè l'Europa e gli Stati Uniti finora sono stati grandi emittori, ma i paesi che risentono di più degli effetti del cambiamento climatico sono magari i paesi del Sahel. Questo dal punto di vista dei diritti è un grandissimo problema, perché chi pagherà per i danni che sta subendo il Sahel? Cioè, hanno diritto i paesi industrializzati di fare cose che poi possono mettere in pericolo altri paesi. È un po' come il tema dell'inquinamento, no? Del trasporto degli inquinanti su lunghe distanze. Ma un altro aspetto su cui io ho riflettuto molto e che secondo me è un grandissimo aspetto che poi ha implicazioni sui diritti umani è quello temporale. Noi oggi, come dicevo, tutti i gas serra che mettiamo oggi rimangono lì per i prossimi 50-100 anni. Influenzeranno il clima futuro per decine, se non centinaia, alcuni pensano addirittura migliaia di anni. Cioè oggi noi stiamo influenzando con le nostre azioni, la nostra generazione sta influenzando molte generazioni a venire che non hanno fatto niente, non hanno avuto neanche modo di potersi esprimere su di questo, perché non ci sono ancora, sono le generazioni dei nostri figli, dei nostri nipoti e così via. Quindi noi abbiamo una grandissima responsabilità anche rispetto alle generazioni future e secondo me questo è un grandissimo problema di diritti umani, perché abbiamo noi il diritto di ledere la vita di persone che verranno in futuro. E oggi noi, magari fino a 30-40 anni fa, non si conosceva abbastanza di questo problema, ma oggi sappiamo che quello che oggi facciamo tutti noi ha un'influenza che sarà vista per decine e centinaia di anni. Abbiamo il diritto di farlo o abbiamo il dovere di salvaguardare l'ambiente e di lasciarlo, se non in condizioni migliori, almeno nelle stesse condizioni su cui l'abbiamo trovato. Secondo me questo è un aspetto molto interessante per quanto riguarda i diritti umani. E io non so se i nostri apparati legali contemplino questo aspetto dei cambiamenti climatici. Io penso che ci sarà tutta un nuovo ramo della giurisprudenza, non so, che parlerà proprio di questo tipo di tematiche. C'è anche un altro aspetto in cui le due cose sono molto intersecate, che è quello degli eventi che ho chiamato catastrofici. Una cosa che noi sappiamo è che il riscaldamento globale dovrebbe causare, e sta causando, ho fatto vedere quella figura, un aumento di un fattore 4 in 40 anni, una cosa pazzesca, causa l'aumento di questi eventi estremi, che per dire uragani, piuttosto che siccità e così via. Il problema è che è molto difficile attribuire un singolo evento al cambiamento climatico.
tu puoi attribuire magari una probabilità che quell'evento accada o che l'intensità di quell'evento sia di un certo tipo, un po' come le sigarette, no? Ti ricordi, c'è stata una grandissima discussione. Tutti a un certo punto sapevano che le sigarette sono una causa di tumore al polmone, però nessuno può dimostrare in maniera inequivocabile che se una persona prende un tumore sia dovuto alle sigarette, e sulla base di questo ricordi che l'industria delle sigarette riuscì a, come dire, a evitare di pagare i danni per molti anni. Questo è una grande, come dire, un grande aspetto del diritto ambientale, certo, che si sta discutendo. certo. Quindi le due cose si intersecano tantissimo ed è molto importante che lo facciano, perché uno dei modi in cui si può convincere le persone e i governi a quantomeno limitare l'effetto dei cambiamenti climatici è proprio attraverso queste responsabilità, che non sono solo etiche, secondo me dovrebbero diventare anche responsabilità legali dovute ai diritti umani. A volte io mi chiedo se la nostra generazione non stia facendo una, come dire, uno sterminio di massa delle prossime generazioni, capito? È molto complessa e io non so, e veramente io vorrei che la giurisprudenza, che gli apparati legali comincino anche a contemplare questo tipo di problematiche, perché questo veramente darebbe una spinta fortissima. Che poi è quello che chiedono le popolazioni indigene a gran voce durante le COP, ma che i paesi più industrializzati non sembrano molto voler recepire. Certo. Ti ringrazierei moltissimo. Scusa, se mi dai ancora 30 secondi, io volevo chiudere con una nota di ottimismo, perché magari sentendo questa discussione, magari molti ragazzi si saranno un po' depressi, un po' abbattuti. I rischi che noi corriamo e soprattutto che le future generazioni corrono sono grandissimi, però sono rischi che possono essere evitati. Con l'impegno di tutti, secondo me abbiamo visto purtroppo che la COP di Glasgow non è stata proprio il massimo, no? In termini di... Sei molto politico in questa tua Esatto. affermazione. Però dobbiamo impegnarci tutti. Se tutti ci impegniamo, facciamo pressione anche sui politici, la situazione può essere arginata all'interno di qualcosa di gestibile. Quindi vorrei lasciare con questo, quindi impegniamoci tutti, soprattutto voi ragazzi, e vedrete che riusciremo a fermare il problema. Difatti, e vabbè, allora una nota la dico anch'io, perché diceva un commentatore l'altro giorno, e ci ho riflettuto a lungo, che effettivamente, malgrado la complessità, malgrado i risultati appunto non siano del tutto soddisfacenti di queste conferenze, le COP, è il primo grande processo di pace, di discussione a livello globale, di quello che può essere un futuro comunitario del mondo. E quindi è chiaro anche che sia qualcosa di decisamente complesso, perché entrano in gioco tante pressioni e aspetti, però da un punto di vista è un processo in cui effettivamente tutti i paesi finalmente si stanno confrontando e affrontando insieme per risolvere un problema comune, senza fare una guerra, almeno in questo caso. E questo, guarda, io credo molto nella capacità della specie umana, capacità di sopravvivenza, l'istinto di sopravvivenza. Noi ci saremmo potuti autodistruggere tante volte nella storia, no? Le guerre nucleari, piuttosto, però nessuno ha mai premuto il bottone, quindi io penso che anche questa volta ci sarà questo istinto che prevarrà, soprattutto nella nuova generazione che crescerà avendo un rapporto con l'ambiente, spero, molto diverso da quello che abbiamo avuto noi. Più consapevole, senz'altro. Dell'ambiente e quindi la responsabilità di salvaguardare l'ambiente. Io in realtà alla fine sono ottimista che questo accadrà. Certo, dobbiamo darci una mossa, dobbiamo muoverci subito, come ho spiegato, altrimenti potrebbe essere troppo tardi. Ok, ti ringrazio moltissimo Filippo, mandiamo un saluto a Hindu Marou, lo mandiamo, spero che lo riceverà, che potrà vedere questa conversazione che abbiamo fatto, e grazie a tutti e a tutte per aver partecipato a questo incontro.
Grazie a te e grazie a tutti i ragazzi.